La prima drammatica conseguenza, in caso di mancato di mancato rinnovo della cassa integrazione, purtroppo ci sarà il rischio di numerosi licenziamenti. Senza sostegni il sistema non regge. A lanciare l'allarme è Massimiliano Schiavon, presidente di Federalberghi Veneto. Ancora qualche settimana, dopodiché, se non arriveranno misure concrete, gli imprenditori saranno costretti a lasciare a casa i dipendenti. La successiva conseguenza è quella di vedere molte aziende che di fronte al rincaro dei costi, soprattutto anche quello delle bollette, delle utenze in generale, possano decidere di tenere chiuse le proprie aziende piuttosto che mantenerle aperte e quindi rinnovando i contratti ai propri lavoratori. Dopo la fiammata delle vacanze di Natale, con buoni tassi di occupazione delle stanze negli alberghi, la situazione è ora drammatica. Purtroppo al termine delle festività e delle vacanze siamo ripiombati su occupazioni che rappresentano il 10% con qualche picco nei weekend, ma assolutamente insufficienti per sostenere il sistema. Oltretutto è da diverso tempo che stiamo chiedendo al governo l'attenzione soprattutto sul rinnovo dei sostegni al nostro settore, che è quello in assoluto più colpito e che vede la totale assenza del mercato internazionale. Credito d'imposta sugli affitti, esonero dal pagamento dell'IMU, moratoria sui mutui e cassa integrazione Covid sono, secondo Federalberghi, indispensabili per consentire alle aziende del settore di superare questo periodo e poi ripartire quando la situazione lo consentirà. Se questo non avverrà, nelle prossime settimane saranno sicuramente giorni particolarmente difficili per il nostro settore.